Benvenuto o benvenuta in questa nuova puntata di Pillole di Storia. Dopo una settimana di influenza fortissima, eccomi qua a riprendere le registrazioni. Allora, oggi parleremo delle tombe a prospetto architettonico. Ne vedremo una in particolare che avevo visitato prima dell'influenza, si chiama la tomba di Molafà. In particolare ne vedremo una, sempre nei pressi di Sassari, quella di Molafà. Bene, adesso ti invito a iscriverti al nostro canale YouTube, iscriviti alla nostra newsletter così da ricevere le nostre ultime novità e quello che organizziamo. Iniziamo subito con le tombe a prospetto architettonico. Vai! La Castaldi, che fu la prima a studiarle con metodo, le definì domus nuragiche, ma noi oggi le classifichiamo come tombe a prospetto architettonico, così da dare una giusta categoria a questa nuova tipologia di tombe. Ma cosa sono e come sono fatte? Beh, basterebbe guardarne una dal vivo o almeno in qualche foto per capire tutto all'istante. Infatti si tratta di tombe di giganti ipogeiche, cioè sono la coppia delle tombe di giganti ma scavate nella roccia. Sono andata a visitarne una, si tratta della tomba a prospetto di Molafà, a Sassari. Ma prima di parlare dei suoi dettagli, vediamo alcuni aspetti e caratteristiche di questa tipologia di tombe. Innanzitutto bisogna dire che se volete vederle dovete andare nella provincia di Sassari, in particolare nel Sassarese e nel Logudoro. Il motivo è abbastanza semplice. Siamo infatti in un territorio con una fortissima tradizione ipogeica durante il Neolitico e il Calcolitico, lo sappiamo. Ma viene da chiedersi allora del perché quasi ed esclusivamente solo nel Sassarese e non nel territorio per esempio di Alghero. Come mai? Beh, il motivo è chiaro. Il Sassarese ha una roccia calcarea facilmente lavorabile e spesso con pareti anche verticali. Cosa chiedere di più? Innanzitutto chiariamo il periodo. Queste sono tombe del periodo nuragico, quindi sono costruite nello stesso periodo delle tombe di giganti. Fino ad oggi ne sono state ritrovate una novantina, di queste la quasi totalità ha le caratteristiche di tombe di giganti più arcaiche, quelle con stele centinata ed esedra semicircolare costruita con ortostati. I costruttori hanno come obiettivo ricostruire nella pietra l'aspetto esterno di una tomba di giganti, quindi viene ricreata la forma a semicerchio dell'esedra e la forma di una stele. Andate a vederla e vi renderete conto subito. Il capolavoro però è nel realizzare la parte centrale. I costruttori abbassano il piano di roccia e mettono in rilievo una stele centinata con lunetta superiore, uno spettacolo, mentre sotto uno o due portelli. Il portello di accesso è nella parte inferiore, così come in una stele centinata reale. Alla base dell'esedra poi scolpivano il bancone, di dove non era possibile, probabilmente questo veniva realizzato utilizzando delle pietre. Nei casi dove la roccia non permetteva di realizzare neanche l'esedra, questa veniva realizzata posizionando degli ortostati lì nei lati della stele. La particolarità delle tombe a prospetto è la presenza dell'esedra superiore. Infatti i costruttori replicavano anche il tumulo di terra dietro la stele che ricopriva il lungo corridoio di una tradizionale tomba di giganti. In alcuni casi questa era solo accennato. Un altro elemento molto interessante nella parte superiore di roccia, sopra la stele, è la presenza di tre fori, che possono essere quadrati o circolari, dove venivano posti i bettili litici. Com'era l'interno della tomba a prospetto? Qua si apre una vera e propria casistica di tipologie che naturalmente non vedremo nei dettagli, ma possiamo dire che l'ambiente funerario interno poteva essere realizzato ex novo oppure riutilizzando e sfruttando gli ipogei precedenti. Ci sono diverse planimetrie dovute probabilmente alla situazione. Ci sono casi dove abbiamo all'interno un vano rettangolare, in altri casi circolari, in altri soprattutto nel riuso di ipogei l'interno della tomba viene ricavato togliendo le pareti che separavano le varie celle.
Nel caso della tomba a prospetto di Molafà, la sua classificazione è A2-B1, quindi una grande cella rettangolare scavata ex novo. Quando vennero costruite, possiamo dire con certezza che sono coeve alle tombe di giganti di epoca nuragica, quindi parliamo del bronzo medio, 1600-1400 a.C. Infatti numerosi sono i reperti ceramici che confermano questo periodo e uso, che termina verso il bronzo finale e inizio età del ferro. Successivamente ci sono anche dei sporadici usi in età romana. Torniamo a parlare adesso della tomba a prospetto di Molafà, realizzata in un bancone di roccia calcarea e probabilmente una delle più belle tombe a prospetto. Abbiamo la rappresentazione nella roccia di una tomba di giganti con stele ed esedra. Sopra la stele centinata ci sono 3 fori quadrangolari per l'inserimento dei betili. Abbiamo l'esedra superiore e l'esedra tipica, ma senza bancone sedile. Purtroppo il portello d'ingresso è stato rimaneggiato, originariamente era di piccole dimensioni e più in basso, successivamente è stato allargato come lo vediamo oggi quando andiamo a vederla. L'interno della camera funeraria ha una forma rettangolare, senza nicchie, ma con un bancone sedile forse utilizzato per la deposizione delle offerte. Non tutti sanno che la tomba di Molafà è stata usata come cappella rupestre nel periodo alto medievale. Infatti in una parete sono presenti una croce con la lettera A e la Omega, ma oggi è molto difficile da vederla visto le condizioni delle pareti. Bene, anche questa puntata di Pillole di Storia è terminata, abbiamo dedicato a un argomento molto interessante, le tombe a prospetto architettonico. Adesso quando ne vedrete una avrete qualche dettaglio in più. Benissimo, io ti ricordo di iscriverti al canale YouTube, alla nostra newsletter e ci vediamo alla prossima. Ciao!